Teatro Comunale, dove di fatto, come immaginavamo, c'è stato un appello forte, importante da parte del governatore Luca Zaia, che ha parlato a braccio davanti al Capo dello Stato, non certo una cosa scontata, e ha parlato di fatto di una riappacificazione anche con questo territorio colpito e ferito, devastato dal Vajont e dall'alluvione del 2018. E come guardare avanti? Innanzitutto, ha detto Zaia, con l'autonomia. E poi ha chiuso questo intervento citando le parole di Don Sturzo, un uomo della terra di Sergio Mattarella, un siciliano unitario ma federalista. Allora, prima di tornare a Belluno e collegarci poi anche con Marta Marangon, raccontiamo della cronaca. Abbiamo fatto cenno a tutto questo stamattina, della vasta operazione contro l''ndrangheta in Veneto, dove i carabinieri di Padova e la Guardia di Finanza di Venezia stanno eseguendo 33 misure di custodia cautelare. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzato al riciclaggio, l'usura, il sequestro di persona, l'estorsione, l'emissione di fatture false. È conclusa da pochi minuti la conferenza stampa a Venezia. C'è per noi in collegamento in diretta Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai già anticipato, si è appena conclusa la conferenza stampa qui in Procura a Venezia insieme al procuratore Bruno Cherchi. Lo ricordo, operazione di Carabinieri di Padova e Guardia di Finanza di Venezia, 33 misure di custodia cautelare. Stiamo parlando della terza operazione eseguita nella nostra regione che riguarda infiltrazioni mafiose e che il procuratore Cherchi ha voluto evidenziare proprio per il fatto che in una regione come il Veneto sia in realtà così radicata, ma allo stesso tempo la stiano affrontando e anche sconfiggendo mano a mano. Un aspetto comunque da non sottovalutare e da tenere costantemente sotto controllo. Dicevamo, gli indagati sono accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata a riciclaggio, usura, sequestro di persone, estorsione, emissione di fatture inesistenti. Stiamo parlando di sequestri di circa 20 milioni di euro, una realtà controllabile, un fenomeno che però non va sottovalutato, quanto dichiarato in apertura di conferenza dal procuratore Cherchi, che ha voluto sottolineare soprattutto la stretta collaborazione che c'è stata tra i carabinieri di Padova e il comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, coinvolte le province di Treviso, Vicenza e Venezia. Sembra proprio infatti che nel Vicentino ci fossero delle basi logistiche su cui appoggiarsi. Un contesto in cui non si è disdegnato neanche l'uso della violenza nei confronti di diversi imprenditori. Gli uomini legati alla cosca infatti acquisivano territorio e aziende per riciclare e sviluppare attività illecite. Si sta addirittura indagando su un sequestro di persona, non un sequestro come magari lo si può intendere in senso lato, ma ci hanno proprio spiegato a livello di prendere l'imprenditore e fargli capire per un po' di ore che cosa accadrebbe se non collaborasse. Ilaria, solo flash, mi senti? Sì. Ti risulta siano coinvolti anche questa volta politici in qualche maniera? Allora, non ci hanno detto, non ci sono casi eclatanti come con il sindaco di Eraclea, insomma Mirko Mestre, che tra l'altro, lo ricordo, c'è in discussione al riesame proprio questa mattina la situazione dell'ormai ex sindaco di Eraclea, Mirko Mestre, per cercare di capire che cosa accadrà, di cui però ancora non si sa nulla. Dunque tutte le informazioni ve le forniremo nel corso dei nostri telegiornali serali. Sembra che ci siano dei politici coinvolti, ma a livello di vittime, quindi non che abbiano agito direttamente come nel caso di Mestre, che era stato invece accusato di voto di scambio con la camorra. Va bene, grazie Ilaria Marchiori. Ulteriori dettagli ovviamente nei telegiornali questa sera a partire dalle 18:30 e poi alle 19 in particolar modo nel telegiornale di Venezia Mestre. Grazie Ilaria Marchiori per questi aggiornamenti. E Padova, lo sapete, sarà capitale per un giorno della lotta alle mafie. Il 21 marzo un corteo partirà alle 9 da Piazzale Boschetti, in testa Don Luigi Ciotti.
Sarà Padova il 21 marzo, la città al centro della giornata della memoria e dell'impegno, appuntamento ora riconosciuto per legge dedicato alle vittime innocenti delle mafie. Inutile negarlo, anche a nord-est, anche a Padova, il pericolo che questi fenomeni sia presente è alto e Padova, una delle capitali economiche del nord-est, vedrà un corteo sfilare da Piazzale Boschetti a Prato della Valle, dove verranno letti tutti i nomi delle 1000 vittime innocenti della mafia. Il nostro dovere è prendere coscienza che è un problema trasversale a tutte le nostre realtà, mafia, corruzione, forme di illegalità, evasione, usura, varie forme di illegalità. E quindi questo è il problema più grave. Il problema più grave è la sottovalutazione. Don Luigi Ciotti, bellunese di Pieve di Cadore, anche se poi cresciuto a Torino, vive dal 2014 sotto scorta. Nel 1995 ha fondato Libera, che riunisce 1600 associazioni che lottano contro le mafie in tutto il mondo, Veneto compreso. Questa è una terra che ha sempre avuto gli anticorpi, che ha sempre saputo reagire, è una terra di grandi lavoratori. Allora ci vuole un momento come questo, la lucidità da parte di tutti, di assumerci di più uno scatto, perché i mafiosi ci sono. Chi è attratto dalle mafie si nasconde, diventa imprenditore, la mafia diventa più flessibile, entra in quell'area grigia tra il legale e l'illegale, difficile da individuare. Essere lucidi, attenti, prendere coscienza delle cose belle che questa nostra regione ha. Io sono un veneto, sono orgoglioso di essere un veneto. Il nord-est sono terre meravigliose, meravigliose, la bellezza della nostra gente, i grandi lavoratori, il grande impegno. Manca lucidità di prendere coscienza che questi problemi ci sono, ma ci sono. E quindi non dobbiamo vergognarsi di poterlo dire, è un segno di intelligenza, di onestà. L'appello è per assumersi più responsabilità, esporsi, dichiarare da che parte si sta. Troppo spesso ci sono quelli che fanno finta di non vedere. Bisogna che la gente partecipi per dire da che parte si sta. Dobbiamo metterci la faccia, non dobbiamo temere. È un calvario continuo poi quello della A4 nel tratto verso Trieste per i lavori continui, chiusura questa notte, una lunghissima coda questa mattina in direzione Venezia, ma nella nottata nel tratto padovano c'è stata una tragedia, è morto un centauro. Una fine tragica, il corpo del motociclista è volato a 500 metri di distanza dal luogo dello schianto. Ancora un incidente mortale lungo le strade di Padova nella tarda serata di lunedì al chilometro 364 della A4 tra il casello di Padova Est e lo svincolo per la A13 in direzione Venezia. La vittima pare si tratti di un sessantenne residente nella provincia di Venezia, viaggiava in sella ad uno scooter Honda 600. La dinamica dello schianto e se ci siano altri veicoli coinvolti sono al vaglio della Polstrada, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori. Agghiacciante la scena che si sono trovati davanti, il corpo del centauro dopo il volo è stato straziato dal passaggio degli altri mezzi, sopraggiunti in un secondo momento e che non sono riusciti ad evitare l'impatto. Il casco slacciato era a 500 metri dalla vittima, in mezzo allo scooter distrutto. Sono ancora in corso le operazioni per il riconoscimento dell'uomo, al vaglio anche la testimonianza del conducente di un tir fermo lungo la piazzola di sosta. E poi a Spinea, dove resta la paura dopo il vento che ieri nel pomeriggio ha abbattuto gli alberi, ci aggiorna in diretta Filippo Fois. Filippo. Sì, buongiorno da Venezia. Il giorno dopo la breve ma intensissima ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia ieri pomeriggio è il momento della conta dei danni, ma anche e soprattutto di fare i conti con la paura per quello che sarebbe potuto accadere. Ricordiamo che fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I danni e i pericoli maggiori si sono verificati a Mestre e soprattutto a Spinea. Il temporale è stato accompagnato da fortissime raffiche di vento, talmente forti da avere abbattuto a Spinea alcuni alberi al villaggio dei Fiori. La paura, come detto, è stata molta perché sono una decina le auto rimaste schiacciate dagli alberi e a Mestre, sempre a causa del forte vento, un altro albero è caduto, questa volta sopra due automobili schiacciandole. Anche qui fortunatamente nessun ferito. Sono però stati momenti di grande preoccupazione perché la fortuna e il caso hanno voluto che in quel momento non ci fosse nessuno a bordo delle automobili. Il pensiero però corre a che cosa sarebbe potuto capitare se invece qualcuno fosse stato a bordo e soprattutto al fatto che questi temporali così brevi e così intensi possano ripetersi ancora.
Ricordiamo che ad essere colpita dal maltempo è stata anche la città di Chioggia. Qui il vento molto forte ha fatto cadere qualche cartellone, delle antenne dai tetti e dei rami, c'è stata anche una piccola tromba d'aria. Come detto, i danni sono ingenti soprattutto a Mestre e a Spinea per i danni alle automobili, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito, rimane solamente la paura per quello che sarebbe potuto accadere. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Foiso, aggiornamenti lo dicevamo alle 19, ora è il caso del bambino di una maestra di una scuola elementare dello Pitergino nel Trevigiano colpiti da tubercolosi, stanno entrambi bene, test eseguito sui compagni, 20 su 21 sono risultati positivi. 2 casi di tubercolosi in una scuola elementare del distretto di Treviso. Il primo ad aver manifestato la malattia è un alunno che frequenta gli ultimi anni delle primarie. Il bambino è stato ricoverato e sottoposto alla terapia prevista. È stato trattato e la situazione è chiaramente migliorata, non risolta, perché la tubercolosi è una malattia di lungo corso che richiede poi anche una terapia domiciliare. Una volta ricevuta segnalazione di questo caso, il Servizio Igiene Pubblica ha immediatamente attivato, secondo protocollo, i controlli sui familiari del bambino e sui suoi compagni di classe e sulle insegnanti. I controlli che vengono fatti con test Mantoux in ambito familiare sono risultati negativi e invece la diffusa positività in ambito scolastico, cioè la quasi totalità dei compagni di classe di questo ragazzino sono risultati positivi al test Mantoux. La cosa più importante è che è risultata positiva al test Mantoux e successivamente agli approfondimenti affetta da tubercolosi anche un insegnante del bambino. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a test Mantoux anche i familiari della maestra. Per quanto riguarda invece i compagni di classe, 20 bambini su 21 sono risultati positivi. I passaggi successivi di questo focolaio epidemico, chiamiamolo così, per ora fortunatamente ancora limitato, ma comunque non banale dal punto di vista epidemiologico, sono la necessità per tutti questi bambini, che verrà messo in atto nelle prossime ore, di fare un controllo radiografico e ad alcuni approfondimenti laboratoristici. Speriamo che nessun bambino manifesti forme cliniche di malattia. La positività al test, però, ricordano dall'ULSS, non significa sempre uno sviluppo della malattia. Nella grande maggioranza dei casi la positività al test, che indica un contatto del nostro organismo con il bacillo di Koch, non è seguita da una forma clinica apparente e sintomatica. Bene, ci fermiamo a pochi istanti e poi torneremo a collegarci col Teatro Comunale di Belluno. Sta per parlare il Capo dello Stato Mattarella, ci hanno confermato al termine di questa cerimonia, toccherà a lui e vediamo se dirà qualcosa sull'autonomia. Tra poco. Così mio fratello decise di andare a vedere se c'era bisogno di aiuto ed io sono andata con lui. Dappertutto c'erano jeep del soccorso alpino e mio fratello andò con loro. Non tornò a casa per il pranzo. Avevano avuto bisogno del suo aiuto. Io sono molto triste. È come se non ci fosse più una parte di me. Spero proprio di tornare a vedere il bosco così come era una volta. Ricordo di cos'è stato l'alluvione per i bambini, quante volte ne abbiamo parlato, i loro disegni anche dopo il 2010 di un territorio completamente cambiato. Spero che il bosco torni ad essere quello che era prima, diceva questa bimba. Era ubriaco il giovane alla guida dell'auto dove ha perso la vita Greta Luison. Correva forte e guidava ubriaco con un tasso alcolemico alle stelle, 2,34 grammo litro. Il conducente dell'auto su cui viaggiava Greta Luison, la 18enne, morta sabato notte in un incidente stradale a San Pietro in Gu. È il risultato degli esami effettuati all'ospedale di Vicenza sul 23enne operaio alla guida. Nessuna droga assunta, ma i livelli di alcol nel sangue erano altissimi. Lui insieme agli altri 3 amici è rimasto ferito, mentre Greta, seduta sul sedile passeggero anteriore, ha perso la vita.
vita. Erano in macchina diretti in un locale per chiudere la serata. Lo schianto verso le 2:30, il conducente ha perso il controllo dell'auto che correva ben sopra i 50 km/h previsti lungo quel tratto di strada e si è schiantato contro un albero. Per Greta, seduta a fianco, non c'è stato nulla da fare. Il fratello della ragazza ha annunciato che per mercoledì sera è stata organizzata una fiaccolata per ricordare la 18enne. La partenza sarà davanti alla chiesa di San Pietro in Gu, l'orario è in via di definizione e vi parteciperanno gli amici, gli animatori della parrocchia e i compagni di scuola. Allora, pochi istanti alla chiusura del telegiornale, vi ricordo che parlerà Mattarella, perché ce lo ha confermato l'assessore Bottacin al termine di questa lunga cerimonia, prima Massaro, sindaco di Belluno, poi il presidente della provincia Roberto Padrin, quindi il governatore Luca Zaia, che ha lanciato un appello molto forte, lo abbiamo trasmesso in diretta, al capo dello Stato sull'autonomia. Questa è una delle soluzioni. Allora io direi torniamo a Belluno, dove stanno ancora parlando i bambini e ricordano cos'è stato l'alluvione per loro. È rimasta solo la chiesetta e il pezzo di materiale che la regge. Dal rubinetto e dalle fontane non usciva più una goccia d'acqua. Speriamo che in poco tempo rimettano tutto a posto, puliscano il bosco e ripiantino gli alberi. Proprio con i bimbi protagonisti, così è stato in apertura il canto dell'inno proprio d'opera dei bimbi, ed ecco il capo dello Stato. Vediamo se concederà un passaggio sull'autonomia a Luca Zaia. Rivolgo un saluto di grande cordialità al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, a tutte le autorità, al Vescovo, ai parlamentari, ai tanti sindaci presenti, e vorrei ringraziare in maniera particolare il sindaco di Belluno per la sua accoglienza, per il suo saluto, e confidargli che io sono molto legato a questa provincia, alle sue montagne, che ho frequentato di continuo durante la mia ormai lunga vita. È una giornata particolare questa, in cui sottolineiamo eventi che hanno caratterizzato e contrassegnato queste montagne. Il Presidente della Regione e il Presidente della Provincia hanno evidenziato alcuni problemi, che sono problemi di cui stanno occupando Governo e Parlamento e sui quali io quindi non posso esprimermi, ma posso farlo sulle Olimpiadi, Presidente Zaia, che considero Olimpiadi e considero un'occasione di grande importanza, non soltanto per le due regioni e le due città protagoniste, ma per l'intera Italia. E gli assicuro tutto il sostegno e l'appoggio possibile. Poc'anzi i due bambini bravissimi ci hanno introdotto con efficacia in quel che è avvenuto in ottobre, e mai come in quell'occasione, nell'occasione della divaia, della tempesta, è stato chiaro alla pubblica opinione del nostro Paese che mutamenti climatici che sono in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese e sulle condizioni di vita della nostra gente. Sentir parlare della desertificazione di alcune regioni africane o dei tifoni violenti dei Caraibi o sulla costa occidentale degli Stati Uniti o in Asia sembrava descrizione di una realtà lontana, remota, che non ci riguardava. Un evento straordinario come quello di ottobre, eccezionale secondo gli esperti, ci costringe invece a fare i conti con la realtà della vita quotidiana e a cercare, come poc'anzi ci è stato a fare il dottor Luciani, a prendere atto
dell'esigenza di una maggior comprensione dei fenomeni che sono in atto, perché è giusto osservare che limitarsi a evocare la straordinarietà di fatti che si affacciano con prepotenza per giustificare noncuranza verso una visione e progetti di più lungo periodo è un esercizio incauto da sprovveduti. È avvenuto oggi che sorgiamo a questa riflessione. È giusto farlo sulle Alpi, è giusto farlo qui, che sia la montagna grande questione nazionale, assieme a quelle tutte le aree interne, a proporci ancora una volta il tema delle risorse naturali del nostro Paese, della tutela che a loro va assicurata, della garanzia da offrire ai cittadini della sicurezza dei territori, come ha sottolineato bene poc'anzi il Presidente della Provincia. Qui in Veneto abbiamo avuto un esempio altamente positivo di come l'attivazione in via preventiva della rete di protezione civile abbia potuto mitigare le conseguenze del disastro sulle persone, in base ad accurate previsioni meteorologiche. È la conferma di come il modello di collaborazione tra regione, prefetture, forze del volontariato possa giocare un ruolo prezioso non soltanto nell'emergenza delle catastrofi una volta verificatesi, ma soprattutto sul terreno della prevenzione per ridurne o evitarne le conseguenze. È una lezione che va fatta propria da tutte le istituzioni quando sono chiamate a compiere scelte che riguardano il futuro. E io desidero e ne avverto il dovere di ringraziare ed elogiare intensamente quanti sono prodigati in quei giorni con personale sacrificio, con senso di solidarietà, con abnegazione. Hanno elencato queste realtà protagoniste di quei giorni il Presidente della Regione e della Provincia, e io ringrazio tutti con molto calore per quanto hanno fatto in quei giorni. Tutto questo ci induce a riflettere che deve essere chiaro che il rapporto con la natura è fatto di rispetto degli equilibri dell'ecosistema. Pur se l'umanità ha sempre dimostrato una costante propensione a misurarsi giorno per giorno con i limiti conosciuti, la civiltà montana ha saputo confrontarsi con questi limiti e ha saputo svilupparsi per millenni in una competizione quotidiana con condizioni di vita non facili, ma ben inserita in questi ambienti, con una capacità di non stravolgerli. Dobbiamo sempre, nel nostro percorso verso il futuro, coltivare insieme innovazione e saggezza antica. Devono andare di pari passo due atteggiamenti. Anzitutto la costruzione di un'attenta regia e di solidarietà internazionale per affrontare quei comportamenti che contribuiscono a cambiamenti climatici che comportano gravi conseguenze. Gli sforzi compiuti nelle diverse conferenze internazionali che sono succedute in questi anni hanno conseguito risultati significativi, ma ancora parziali e insufficienti. Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale. È il senso della sollecitazione pubblicamente sottoscritta nell'autunno scorso da alcuni capi di Stato europei. In secondo luogo, sul terreno delle concrete pratiche da parte delle istituzioni locali e nazionali vanno respinte decisamente tentazioni dirette a riproporre soluzioni già ampiamente sperimentate in passato con esito negativo, talvolta premesse per futuri disastri. Opere di contenimento e di regimentazione
se non suffragate dall'apprendimento delle precedenti esperienze, non ottengono talvolta risultati positivi, ma al contrario ottengono esiti opposti a quelli prefissati, violando equilibri secolari che vanno difesi. Diversamente rischiamo di trovarci altre volte a piangere vittime, frutto non della fatalità, ma drammatica conseguenze di responsabilità umana. L'amara è indimenticabile. L'amara è indimenticabile. Esperienza del Vajont ce lo insegna ogni momento. Di fronte a tragedie come quella, la Repubblica è chiamata anzitutto a esprimere il proprio dolore a quanti, vittime e sopravvissute, ne sono stati colpiti. Ma non ci si può limitare al cordoglio. Come ho detto questa mattina, al cimitero di Fortogna, ai rappresentanti delle associazioni che custodiscono la memoria delle vittime di quella tragedia, la Repubblica è in qualche modo responsabile di quanto avviene nel suo territorio e quindi ha motivo di scusarsi con chi ha sofferto le conseguenze di disastri di questo genere. Ma la Repubblica è anche, al contempo, vittima anch'essa delle scelte e dei comportamenti di coloro che hanno concorso a causare immani sciagure come quella. E io, rappresentando la Repubblica, nel porgere come ho fatto questa mattina le scuse a quei rappresentanti, mi colloco accanto a chi avverte il dolore di quei lutti immani e tra coloro che ne conservano la memoria. Il territorio del nostro Paese è fragile e le conseguenze dell'abbandono dei territori, verificatosi sulle Alpi e sugli Appennini, vengono pagate a caro prezzo da queste zone, ma anche dagli insediamenti urbani e produttivi in pianura. Occorre proseguire sulla strada di iniziative per la salvaguardia degli assetti idrogeologici. Queste iniziative sono state ampiamente delineate dal Parlamento in questi decenni ed è necessario un impegno condiviso dalle istituzioni a vari livelli per svilupparli e attuarli concretamente. La tutela ambientale e idrogeologica è amica delle persone, ne salvaguarda la vita e difende così il futuro delle nostre comunità, accompagnata, come deve essere, da un uso razionale e sostenibile delle risorse esistenti in quest'area. Il rilancio di una politica per la montagna e per le popolazioni che la abitano va non soltanto nella direzione dell'effettiva affermazione dell'eguaglianza tra cittadini della Repubblica, ma rappresenta una sfida per il recupero pieno di aree abbandonate o sottoutilizzate, preziose per il processo di crescita dell'intero nostro Paese. È una consapevolezza che trova diffusione anche a livello continentale, confermata dalla collaborazione nell'ambito di Euregio, senza confini, della Regione Veneto, o di quella del Friuli Venezia Giulia con il Land della Carinzia. Quest'anno inoltre sarà esercitata dalla Lombardia la presidenza di EUSAL, che costituisce sin qui l'ambito più ampio di cooperazione tra regioni, Stati e Unione Europea in tema di montagna. Rimane ancora molta strada da fare per un impegno più incisivo delle istituzioni comunitarie in argomento. Né sul tema della montagna può essere considerato esaustivo il riferimento all'articolo 174 del Trattato dell'Unione. Ripristinare in buona salute un territorio, come qui si sta provvedendo a fare, richiede laboriosità e tenacia, qualità che certo non difettano alla gente di queste terre. Esaurita rapidamente la fase dell'emergenza, ripeto ancora una volta, con il contributo generoso del volontariato, e ringrazio molto Ivo Gasperini,
per quanto ci ha testimoniato poc'anzi. Le ragioni del recupero per non provocare alterazioni permanenti e gravi nel tessuto del bosco si sono fatte adesso imperiose con il ritorno della buona stagione. È bene ricordare che la prima guerra mondiale aveva prodotto devastazioni immani nel Triveneto, anche sul piano ambientale. Con impegno, in quel dopoguerra, misero radici foreste importanti e boschi divenuti della memoria. Sono quelli oggi colpiti duramente, così come quelli dell'altopiano, tanto caro a Mario Rigoni Stern, che ha narrato le bellezze di queste montagne. Appartiene alla vocazione del nostro popolo saper esprimere saggezza, fermezza e industriosità nei momenti più ardui, ed è una tradizione forte della gente di queste contrade. Sono convinto che ancora una volta dalle terre alte saprà venire un esempio di grande valore per tutta la nostra comunità nazionale, frutto del patrimonio di civiltà accumulato nei secoli dalla gente di montagna. Rivolgo a tutti loro, attraverso i tanti sindaci qui presenti, nei quali tutti i loro concittadini, un saluto cordialissimo e un grande augurio. Dunque ora il lungo applauso, si alzano in piedi, lo vedete le autorità, i sindaci e quanti sono presenti al Teatro Comunale di Belluno per salutare e ringraziare il Capo dello Stato. A nome della Repubblica, ha detto Sergio Mattarella, chiediamo scusa alle popolazioni colpite dal Vajont, anche la Repubblica stessa è una vittima delle scelte di chi ha causato questa immane tragedia. Non c'è stato il passaggio tanto atteso sull'autonomia, ma la riascolteremo con calma anche per l'edizione di questa sera dei telegiornali, perché è importante forse in un passaggio sulle risorse per questi territori leggere una risposta a Luca Zaia. Ci fermiamo, chiediamo scusa alla programmazione Alice Montagnier che ora è in onda con ore 13, si parlerà di malattie rare, gli ospiti Stefania Tottolo, Annalisa Bertazzon, Elisa Ceschin. Pubblicità e poi ore 13. Ben ritrovati al meteo. Prosegue al nord-est questo assaggio di primavera che a dire il vero ormai già da qualche settimana stiamo vivendo, ma vediamo le previsioni del tempo per martedì 12 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, possiamo infatti vedere che il cielo si presenterà sereno praticamente su tutte le province. Le temperature minime saranno comprese tra -1 e 4 gradi, le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità perché anche in questo caso sarà una splendida giornata di sole, il cielo sarà sereno limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni di bel tempo stabile, sarà infatti una giornata caratterizzata dal sole. La nostra grafica ci mostra che il cielo sarà poco nuvoloso un po' ovunque. Temperature minime comprese tra lo 0 e 1 grado, valori massimi intorno invece ai 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.